Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo, un aggiornamento che riguarda l'ondata di caldo in questi giorni molto intensa e afosa che accompagna giornate roventi su tutta quanta la penisola, punte di 40 gradi sulla Toscana, sul Lazio e soprattutto sul Tavoliere delle Puglie. Condizioni atmosferiche stabili dappertutto con perturbazioni lontane dall'Italia, come vedete gran parte dell'Europa avvolta da un blocco omega dell'anticiclone africano che porta a condizioni instabili ma giornate come vedete roventi. Partiamo appunto con questa grafica che mostra le temperature previste fino alla giornata di mercoledì. Le temperature massime più calde si nota sulla Puglia, sull'Umbria, sul Molise, ma anche sulla Toscana in modo particolare e sul Lazio, valori anche oltre i 39 gradi, punte di 40 gradi possibili, fino a 39 gradi sull'Emilia Romagna, tra i 37 e 39 gradi sulle basse pianure del nord Italia, comunque compresi tra i 34 e i 37 gradi, valori più caldi invece sulle regioni balcaniche. Condizioni atmosferiche che portano quindi un tipo di caldo molto intenso. La giornata di domenica sarà contraddistinta da un caldo molto intenso, valori oltre i 38 gradi su gran parte dell'Italia, come abbiamo visto sulle zone più soggette al caldo, sempre sull'Alto Tirreno, sul Tavoliere delle Puglie e anche sulla Sardegna, ma si avvicina una perturbazione che abbiamo accennato nel video precedente sulla Irlanda che porterà forte maltempo e di conseguenza anche la risalita del promontorio anticiclonico di matrice africana fin verso la Francia, dove qui saliranno le temperature fino a 34 gradi. Il caldo col passare dei giorni si estenderà anche fino al nord Europa per portare temperature oltre i 30 gradi. Intanto scenderanno anche delle correnti fresche instabili che porteranno ancora dei rovesci sparsi sugli stati al confine della Russia e la Scandinavia. Nella giornata di lunedì assisteremo a un cambiamento per quanto riguarda l'arrivo di correnti umide instabili che riusciranno a interagire entro la serata fin sui Pirenei e localmente anche sulla Gran Bretagna, con locali rovesci e temporali comunque molto locali, condizioni quindi un po' più instabili anche per l'avvicinamento di più fronti e perturbazioni sempre verso l'Irlanda e la Gran Bretagna che porteranno a delle violenti precipitazioni. Intanto sull'Italia continuerà il caldo intenso, valori sempre attorno ai 34-37 gradi su gran parte dell'Italia, con punte sempre di 40 gradi possibili e afa davvero molto elevata. Il caldo avanza, come si nota, anche sul nord Europa, portando valori oltre i 28 gradi, punte di 30 gradi possibili e sul nord della Germania. Intanto avremo anche qualche possibile locale temporale lungo l'arco alpino, specie quello centro-occidentale, ma senza alcun sconfinamento sulle pianure. Prosegue quindi la vampata di caldo africana nella giornata di lunedì all'inizio della settimana. A partire invece dalla giornata di martedì assisteremo a un sviluppo di un minimo tra la Germania e la Francia. Questo minimo veniva già confermato a partire dai centri modellistici negli scorsi aggiornamenti e notiamo appunto come andranno a sviluppare dei temporali sparsi anche sulle zone alpine, seppur più coinvolti i settori dell'arco alpino centro-occidentale. L'aria umida fresca interesserà soprattutto i Pirenei proprio per lo scorrimento di correnti umide instabili che agiranno maggiormente verso la Spagna per portare anche la nascita tra la serata di martedì e la giornata di mercoledì di un nuovo nucleo temporalesco, di un minimo depressionario che si intrufolerà nelle Baleari e poi sui Pirenei per portare quindi della instabilità. Questo piccolo minimo depressionario porterà dei temporali molto forti sulla Francia, in modo particolare quella centro-orientale, e dei temporali possibili anche sulla Germania occidentale. Sul resto dell'Italia comunque non avremo sostanziali variazioni, sempre con clima molto caldo, valori anche oltre i 38 gradi sulla Val Padana, così come anche sul Tavoliere delle Puglie, picchi di 40 gradi, e anche sulle coste del medio-alto Tirreno. Valori meno caldi sulla Sardegna e sulla Sicilia, comunque compresi tra i 35 e 36 gradi. Possibili piovaschi non esclusi sull'Appennino centrale. Nella giornata di mercoledì il minimo finalmente si andrà a sviluppare sulle Baleari, sulla Spagna orientale, portando quindi forti temporali a carattere di nubifragio, fortissimi temporali associati a grandinate di grosse dimensioni su quelle aree, a rischio così come anche le Alpi. Ma attenzione, perché a rischio potrà esservi anche il Piemonte occidentale in modo particolare. Rimane comunque ancora bassa la probabilità che i fenomeni possano interessare le aree pianeggianti, possibilità per qualche rovescio anche
sulle prealpi, specie quelle centro-occidentali. Intanto il piccolo minimo depressionario che aziona ancora una volta sul nord della Germania porta ancora l'azione di temporali sparsi, anche violenti, anche qui associate a grandinate proprio per il calore accumulatosi. Sul resto dell'Italia nulla da segnalare, nessun temporale, nessun flusso di tali perturbazioni riusciranno a interessare l'Italia per lo scudo dell'anticiclone, la barriera anche alpina, quindi non riusciranno i fenomeni a sconfinare sulle pianure e di conseguenza il caldo continuerà intenso, la stabilità anch'essa, caldo sempre molto intenso ma comunque in diminuzione sulle regioni del nord-ovest, comunque su valori attorno ai 34 gradi. L'anticiclone azzurriano comincerà già a rinforzare verso l'Europa occidentale e ci avviciniamo così alla giornata di Ferragosto. Il minimo ancora in azione sul Mediterraneo occidentale porterà ancora dei temporali tra Spagna orientale e le Baleari, non è escluso anche qualche pioggia possibile sulla Sardegna, ma comunque di debole intensità, che potrà interessare soprattutto le zone come Cagliari e la Sardegna centro-occidentale. Altrove non è escluso anche qualche rovescio sulle Alpi centro-orientali in modo particolare, possibili anche sulle Dolomiti e le Prealpi, condizioni che contraddistingueranno la giornata di giovedì ancora con caldo molto intenso, soprattutto sulle regioni balcaniche e sull'Adriatico in modo particolare. Il caldo diverrà un po' meno intenso, di conseguenza nella giornata di Ferragosto non avremo nulla sostanzialmente in vista, piovaschi possibili solo sulla Sardegna. Intanto però si avvicinano queste correnti instabili atlantiche dal Regno Unito che potranno in qualche modo portare a un cambiamento nel corso del weekend. Bisogna fare molta attenzione infatti tra il 16 e il 18 del mese. Infatti possiamo notare a partire dalla giornata di venerdì come un possibile fronte temporalesco potrà arrivare dalla Gran Bretagna per portare quindi l'arrivo di temporali a partire dalle Alpi e Prealpi nella giornata di sabato nel pomeriggio sera, potranno sconfinare fin sulle alte pianure. Poi domenica temporali saranno più estesi anche sulla Val Padana, a macchia di leopardo potranno risultare intensi con possibilità anche di grandinata, una tendenza ovviamente che bisognerà confermare nel corso dei prossimi aggiornamenti ma che suscita ad oggi un buon margine di certezza. Le temperature sarebbero di conseguenza in calo a partire dalla giornata di sabato, a partire dalle regioni nord-occidentali, ma ancora caldo molto intenso comunque sul resto delle regioni italiane. Vi faremo sapere, come sempre rimani aggiornato.